Si è giocata la sesta giornata del ritorno nel campionato allievi regionali. Il Santa Sofia si aggiudica il derby contro il Favara Academy per 2-1 grazie alle reti di Benedetto Greco nel primo tempo. Nel secondo tempo pareggiava Alessandro Rinaldo e all'80° il gol vittoria di Benedetto Greco, autore di una doppietta. Con questa vittoria il Santa Sofia si porta a 32 punti, a ridosso proprio dai cugini del Favara Academy in zona playoff, mentre il Favara Academy arriva alla terza sconfitta. I prossimi impegni: il Santa Sofia giocherà al Dino Liotta contro la Sanghataldese, mentre il Favara Academy giocherà in trasferta a Catania contro l'Invictus FC 2014. La sconfitta io credo che alla fine sia meritata, perché comunque il pareggio ci stava, però è vero pure che noi in questo periodo non siamo la squadra che siamo stati fino a un mese e mezzo fa, perché per tanti motivi che comunque non mi piace, diciamo, sbandierare 420, noi li sappiamo, li conosciamo. Se non cambiamo, se non sterziamo nuovamente in una certa direzione, rischiamo addirittura, secondo me, di perdere pure il treno dei playoff, perché ripeto, c'è un modo in questo momento di lavorare che non mi piace, che non fa parte del mio modo di lavorare. La partita è stata una partita decisa da tanti singoli episodi, nel senso che noi abbiamo subito il gol dell'1-0 su una palla inattiva, poi siamo stati bravi comunque, secondo me, sul piano del gioco a mettere sotto l'avversario, abbiamo pareggiato meritatamente, e poi subito dopo il pari quel gol che abbiamo subito su una palese, diciamo, indecisione in collaborazione tra il portiere e un paio di difensori, purtroppo ci ha tagliato le gambe. Poi ci abbiamo provato, però si vedeva che mancava la forza psicologica, e soprattutto, ripeto, noi in questo momento non abbiamo quella cementificazione che ha una squadra, che deve avere una squadra che ambisce a certi traguardi. Oggi una vittoria importantissima, perché oltre a essere una nostra diretta concorrente in classifica è anche una nostra vicina di casa, e quindi i ragazzi ci tenevano un po' di più, diciamo. Come li ha visti i ragazzi? Motivatissimi, ripeto, motivatissimi, perché contro il Favara magari c'è un po' di rivalità e a volte, sai, si riescono a trovare motivazioni in campo che magari su altre partite non ci sono ragazzi. Con Pasquale Semprevivo, difensore capitano del Santa Sofia Lecata, oggi è una vittoria importantissima per proseguire questo cammino in campionato. È stata una partita molto difficile su un campo ostico del Favara, sapevamo le difficoltà che dovevamo incontrare e abbiamo messo il massimo impegno. Bisogna fare i complimenti anche ai ragazzi del Favara, perché è stata anche una bellissima partita. I complimenti vanno a noi, ma anche e soprattutto a loro, perché, ripeto, è stata una partita bella tirata e complicata.